Ancora un successo nell'azione di contrasto al crimine nel controllo del territorio della stazione Carabinieri di Bibbione. Ieri pomeriggio 2 borseggiatrici, notizia diffusa oggi, sono finite in manette grazie alla capillare presenza di pattuglie e alla sempre preziosa collaborazione dei cittadini. Al 112 della compagnia di Portogallo è arrivata una richiesta di intervento dalla titolare di un negozio di abbigliamento di Viale Aurora. Poco prima 2 donne erano state sorprese nel retrobottega ed erano fuggite portandosi via le borsette di 2 commesse del negozio. Le 2 ladre erano entrate nel negozio come normali turiste, avevano cominciato a guardare la merce, poi avevano chiesto di provare dei capi. In realtà era solamente una scusa per appunto arrivare nel retrobottega in cerca di qualcosa di valore. Le loro mosse hanno però insospettito i commessi che le hanno sorprese. Hanno tentato di fuggire, ma i carabinieri erano già arrivati e grazie a vari passanti che segnalavano le 2 le hanno bloccate. Sono 2 nomadi, ora ospite del carcere di Venezia. E poi quando sento dire che il furto, insomma, è la loro cultura, sarà anche la loro cultura. C'è qualche dotto, che quando parli, insomma, no, dei nomadi, allora, quando parli dei nomadi non puoi parlare perché collegano i nomadi agli ebrei morti nei forni crematori. Ma chi ci azzecca? Se queste qui hanno rubato o no? E poi dire sì, però è la loro cultura. Va bene, la facciamo cambiare. Se la loro cultura è quella del rubare, o cambiano cultura o cambiano casa, nel senso, o cambiano città. Sì, perché altrimenti